Questa giornata europea della cultura ebraica è nata allo scopo di aprire i luoghi ebraici per far conoscere le tradizioni, le usanze, il patrimonio storico, artistico e architettonico e anche la storia degli ebrei, le sinagoghe e quindi tutto quello che è patrimonio appunto ebraico in Italia. In Italia la manifestazione ha una notevole diffusione, ha un ottimo seguito, si parla di 50.000 persone ogni anno che visitano i luoghi ebraici e vedono gli eventi che vengono proposti per la giornata della cultura ebraica. Diciamo che sono 60 le località coinvolte in Italia. Da oggi c'è anche Vittorio Veneto e speriamo che in futuro continui a esserci anche Vittorio Veneto tra le località. L'edizione 2016 della giornata europea della cultura ebraica ha per tema, per cambia ogni anno, le lingue e i dialetti parlati dagli ebrei in Europa. Quindi abbiamo l'ebraico, l'aramaico, il yiddish degli ashkenaziti, il ladino dei sefarditi, le influenze del greco e del russo e non da ultimo il dialetto giudaico-romanesco. E il teatro concerto di oggi che proponiamo è appunto una sorta di viaggio immaginario tra le varie identità e le varie lingue parlate dagli ebrei, infatti sentirete cantare tutti. Dunque l'evento di oggi si è potuto organizzare grazie alla generosità di 3 associazioni che vado a chiamare. Per loro una sorpresa, un piccolo omaggio da parte dei concertisti, da parte dei musicisti. Allora, Aldo Bianchi dell'associazione Zenera, per favore vieni, vi consegno il... Ecco, questi sono 2 CD musicali per i vostri iscritti da parte dei musicisti e quindi grazie ancora per aver sostenuto l'evento. Grazie. Un grande intervento del Circolo Milanese di Ricerche Storiche, i 2 CD per i vostri associati. Grazie. E Gabriele Carniel per l'Università delle Formazioni Continue e poi un po' l'amministrazione comunale che è rappresentata dalla dottoressa Antonella Uliani, che è l'assessore alla biblioteca. La biblioteca significa così, chi magari ha interesse per questo tipo di musica può trovarlo nella biblioteca, quindi è un arricchimento della nostra biblioteca. È importante sapere che il Comune di Vittorio Veneto, l'amministrazione, non solo ha sostenuto l'evento dandoci questa magnifica sala, ma anche si è fatta carico di tutta la parte, diciamo, di richiesta, che non è proprio semplicissima, presso l'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche di Roma. Quindi diciamo hanno lavorato anche loro tutta la tua organizzazione, ma anche insomma altri che anche quelli che oggi ci stanno aiutando. A proposito, un ultimo ringraziamento, poi magari puoi dire qualcosa, ascoltare il pubblico. Massimo della Giustina che fa la videoripresa. Questo evento viene registrato e sarà sul canale YouTube del Circolo Vittoriese delle Ricerche Storiche fra qualche giorno. Quindi chi non ha potuto essere qui oggi per i limiti imposti appunto dal numero di sala, può vederlo in YouTube, il canale Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Poi ci sono Gellina Vitto e Elena Gava che ci hanno aiutato, abbiamo accolto all'ingresso, quindi ringrazio anche loro. Grazie, io ringrazio tutti voi di essere qui oggi. Diceva giustamente Silvia che il lavoro per riuscire a organizzare una cosa di questo tipo è impegnativo e parte da molto, ma
assolutamente perdere questa occasione e non dare quindi ascolto a questo tipo di richiesta, perché adesso devo dire che sono molto orgogliosa del fatto che per la prima volta il Vittorio Veneto, dopo 17 anni che questa giornata della cultura ebraica è nata, per la prima volta il Vittorio Veneto partecipa a questa iniziativa. E io credo che questo sia doveroso per una città come Vittorio Veneto, così come lo è per tutta quanta l'Italia, perché la realtà ebraica è stata per Vittorio Veneto un fatto assolutamente concreto. La cultura ebraica fa parte della nostra tradizione, delle culture che noi abbiamo accolto in Italia da 2000 anni, e anche noi abbiamo avuto qui il nostro ghetto ebraico, e quindi abbiamo vissuto anche noi quelle che sono le loro tradizioni. Ecco quindi che a differenza di altri paesi d'Europa, dove invece la cultura ebraica ha avuto delle interruzioni, come l'Inghilterra, per esempio, come la Francia, perché gli ebrei sono stati cacciati. In Italia invece c'è stata questa continuità culturale senza grossi strappi, perlomeno fino alla seconda guerra mondiale. Ecco quindi il motivo per cui io ritenevo davvero doveroso, e ringrazio chi si è occupato concretamente di portare avanti l'organizzazione. Mi auguro che effettivamente questo appuntamento possa anche per noi diventare un appuntamento annuale, e auguro quindi a tutti voi oggi di poter godere e di apprezzare ciò che andremo ad ascoltare. Grazie. Un'ultima cosa, tutti sapete penso che abbiamo organizzato al luogo del cuore del concorso del fare 2016 un pezzo di quello che è rimasto del ghetto ebraico, va sotto il nome di Magazzino dei Cereali. Lo trovate anche, l'abbiamo messo anche sulle serie, se l'avete già trovata. Questo è importante. Dunque, abbiamo bisogno di voti, attualmente siamo a 1855 voti circa e sono ancora pochi perché dovremmo cercare di rientrare nei primi 20 in Italia. Ricordo che sono quasi 700 i concorrenti, però insomma 1850 voti in una città che ha 30.000 abitanti sono ancora un po' pochi, quindi chi volesse votare oggi, il voto equivale a una firma, non è impegnativa. In fondo abbiamo dei fogli appunto per la raccolta delle firme. Si può votare anche online, www.file.it, il blog del cuore, Vittorio Veneto, ex Vittorio Veneto, questo, e poi si vota. Quindi sono tutti e due di estrema semplicità. Se invece ci volete anche dare una mano, allora vi portate a casa un foglio, raccogliete 7 firme per i familiari, che non è penso difficile, vicino di casa, cugino, parente, eccetera, e ce li riconsegnate, ci mettiamo d'accordo come. I numeri si fanno in questo modo, qui siamo 100 persone, se ognuno di noi portasse a casa un foglietto per le 7 firme, sono 700 voti così. Quindi un incoraggiamento a chi ancora non ha votato e un grazie a chi ha già votato. Bene, vi auguro buon ascolto, vi lascio di stelle avanti. Hey, Zvi,
hermano in un mondo straordinario, il mondo del popolo errante, che nel suo errare ha preso, elaborato, inventato un sacco di lingue, un solo popolo, molte lingue. Nella prima parte del programma eseguiremo dei brani legati al calendario ebraico, brani di Pesach, in Pasqua ebraica, come Manish Tanach Halayla Zei, in ebraico, in che cosa questa notte è diversa dalle altre. Il capretto, nel capretto ci sono infinite versioni, una famosissima ad esempio è quella un po' modificata di Angelo Branduardi, La fiera dell'Est. Noi eseguiremo invece una in dialetto piemontese, tante lingue, anche dialetti. I dialetti in fondo sono delle lingue che hanno avuto meno fortuna. Brani legati alla festa delle luci d'inverno, la festa di Hanukkah, come Poch Candelica, segna di Dio, l'ebraico spagnolo, o come Se Vivon in un ebraico yiddish, diciamo così. Man mano poi vi ripeteremo i titoli, vi guideremo insomma. Ora noi siamo in questo salone straordinario, però se chiudiamo gli occhi per un'istante possiamo anche pensare di essere in uno di quei teatrini, in uno di quei cabaret degli inizi del Novecento, pieni di voci, di suoni, anche di fumo, d'atmosfera. Benvenuti Shalom Aleichem a voi, nel nostro magico cabaret, il cabaret delle stelle erranti.
eran talme, buttale la crava che non la but, e la fanna salta fu. Ieri va il feu, che la brusa al bastun, che la bastun al can, che la monte liun, che la massa la crava, che la pastirava, che la muta al du. Oh, che bombin che eran talme, buttale la crava che non la but, e la fanna salta fu. Se
questa prima parte del concerto dedicata appunto ai canti di tradizione legati alle feste, fate onore al bel Purim. Dapprima uno strofa in ebraico e poi il resto verrà cantato in bagitto, il giudeo giapponese, diciamo. Fate onore al bel Purim. Purim è una sorta di carnevale ebraico, ci si traveste, si beve molto. Fate onore al bel Purim e si onora al bel Purim. Festa delle sorti. Sono un tango, maestro, ma che abbia un parere di
complesso che è stato la sua conosciutissimo, è ripreso da un sacco da moltissime star del pop come John Baez. Sto parlando di Donna Donna.
tratto l'addio al passato di Giuseppe Verdi. L'addio a Guerriglia.
se possono ripetercelo un'altra volta, spero non vi dispiaccia.